si chiede se ha cervello o no, che sono anni che uno può prepararlo per insegnare. Benvenuti a tutti, sono molto felice di vedervi numerosi, perché evidentemente partecipare a problemi che interessano Venezia è una cosa importante. Questo fondamento è stato voluto dal Rotary Club di Venezia. Spendo due sole parole. Come penso molti sanno, il Rotary non è un'associazione di beneficenza, non è neppure un club, diciamo, all'inglese dove i soci si radunano per scambiarsi più. Auspicabilmente poter far partire anche i lavori per la realizzazione del garage in Marittima, perché quello completerebbe del tutto il disegno che vi ho appena indicato. Un'altra grande opera, poi lascio la parola al dottor Sensini, poi avremo magari occasione di riprendere il discorso. Un'altra grande opera che va a completamento è il Mose. Io qui ovviamente sarebbe sciocco da parte mia entrare nelle polemiche che hanno contraddistinto il passato e forse conviene più che altro guardare al futuro. Noi oggi siamo di fronte a una grande opera che fra pochissimo tempo, fra 2 anni, inizierà a funzionare. Inizierà a funzionare per difendere Venezia dalle acque alte. Il dibattito se poi il Mose funzionerà davvero o meno lo lascio ad altri. Io personalmente sono sempre stato convinto che funzionerà, ma ovviamente è soltanto una questione personale. Credo però che noi dobbiamo avere la capacità di sfruttare al meglio quella data. Dobbiamo avere la capacità di dire che quando il Mose entrerà in funzione sarà l'occasione perché Venezia abbia la svolta che si aspetta. Venezia da troppo tempo è stata disegnata al mondo intero come la città dell'acqua alta, come la città del degrado, come la città abbandonata a se stessa, come Disneyland, come tanti altri aggettivi che le sono stati dati. Bene, io credo che il Mose difenderà Venezia dall'acqua alta, ma credo che noi dovremmo essere capaci come veneziani a far coincidere la svolta dell'acqua alta con la svolta della città, fare in modo che con quell'operazione noi possiamo cominciare a dire al mondo che Venezia non è abbandonata, che Venezia non è poi così degradata come tutti la vogliono far descrivere, che Venezia ha la forza, ce l'ha in sé, ce l'ha dentro questa sala, ce l'ha nella partecipazione di questa sera, ce l'ha nella vita che quotidianamente ognuno di noi fa su questo territorio per presentarsi al mondo con un'immagine diversa, con un'immagine che non può più essere solo quella del passato, solo quella della storia, solo quella del patrimonio artistico, ma deve essere quella di una città viva, di una città vera che si presenta in un'economia sostenibile, con interventi sostenibili, si presenta al mondo per dire che siamo in grado di dire qualcosa davvero, siamo in grado di farlo perché potremo dedicarci alle manutenzioni della città e presentarla bella sotto tutti i punti di vista e sicura, ma saremo in grado a quel punto sì anche di pensarla con qualche grande opera che possa essere utile davvero allo slancio che Venezia potrà avere dopo l'apertura, diciamo, del Mose, non tanto e non solo per il funzionamento del Mose, ma per il cambio di mentalità che se saremo bravi sapremo sfruttare in questo senso. Una piacevole bella chiacchierata e confronto insieme a voi. Ma io parto un po' dalle parole di chi mi ha preceduto per provare ad inquadrare quella che è la situazione oggi della città e della situazione che ci siamo trovati 2 anni fa quando ho iniziato questa esperienza insieme al sindaco Orsoni e ai miei spazi, che per una città come Venezia sono assolutamente fondamentali anche per lo sviluppo della città stessa, per far sì che Venezia non sia soltanto quei 58.000, 60.000 abitanti residenti, ma sia molto di più. E su questo noi abbiamo il dovere, credo da una parte, di reclamare con forza il fatto che se c'era una legge speciale c'era perché Venezia era ed è una città speciale, e perciò i finanziamenti di quella legge speciale non possono essere un optional per nessun governo, perché quelli servivano, forse qualcuno sì, anche per fare le grandi opere, ma molti di quei finanziamenti lì sono serviti per fare le manutenzioni, per far sì che le famiglie, che i privati potessero fare anche i restauri delle proprie case. Noi oggi siamo fermi a pagare i contributi per i restauri delle case dei privati, non siamo fermi soltanto per fare la manutenzione del ponte e della riva, no? E perciò credo che questo sia il primo obiettivo vero sul quale noi dobbiamo batterci come amministrazione. Il sindaco lo sta facendo in primissima linea, ma dobbiamo farlo tutti per fare in modo che sia
davvero sicura, davvero garantita la possibilità di avere dei finanziamenti per quelle opere che altre città non hanno, perché sicuramente su questo noi siamo diversi, non diversi rispetto alla normalità di cui parlava prima, ma diversi proprio come struttura, come realtà della città. Perciò su questo noi siamo partiti subito. Io passo molte delle mie ore a girare la città con i cittadini che mi chiamano per andare a vedere il ponte, la fondamenta, la casa, e stiamo cercando di individuare quei pochi finanziamenti scusate, che abbiamo per dedicarli a questi interventi. Noi oggi abbiamo un piano delle opere che si è ridotto a circa un quarto di quelli che erano i piani delle opere precedenti, che parlavamo di circa 200 milioni all'anno, oggi facciamo fatica ad arrivare a 50, e tutti questi finanziamenti sono di fatto dedicati quasi tutti alle manutenzioni, perché riteniamo che questo sia la voce principale. Ci siamo anche detti che forse c'erano all'interno delle manutenzioni anche delle cose di assoluta priorità per una comunità che vuole vivere, e abbiamo pensato con molta attenzione a tutto il comparto dell'edilizia scolastica, convinti che lì noi non potessimo per nessun motivo al mondo pensare che i nostri figli andassero in scuole non sicure, magari con un certificato antincendio scaduto o situazioni di questo tipo. Perciò abbiamo fatto in modo, e credo che stiamo su questo riuscendo anche rispetto alla città, abbiamo fatto in modo che sulle manutenzioni ci fosse veramente un'attenzione particolare, che portasse di volta in volta con i finanziamenti disponibili a riaprire il ponte chiuso, a far sì che il restauro fosse fatto di qualità, a fare in modo che determinate azioni fatte magari anche in passato sul territorio potessero oggi essere fatte con una qualità e un'attenzione particolare. Queste grandi opere a chi devono servire? Ecco, credo che questa sia la domanda delle domande, no? Capire effettivamente quando noi andiamo a individuare una grande opera da realizzare, e ahimè oggi per grandi opere sono costretto a mettere anche la riqualificazione di Piazzale Roma, anche interventi di questo tipo che grandi opere non sono dal punto di vista economico da una parte e anche di impatto sulla città, possono effettivamente avere la sensazione di essere una grande opera. Bene, credo che questa sia una domanda, perché il limite che noi abbiamo forse avuto in alcuni casi in passato è stato proprio quello di non porcela prima, e pensare che le grandi opere oggi devono servire a tutti, perché questa città noi non possiamo continuare a dividere i residenti o le presenze in questa città fra i residenti, i turisti, gli studenti, i pendolari. Questa è una città che deve offrire la stessa qualità a tutti. Oggi forse noi non siamo in grado di offrire la qualità ai turisti, ma non siamo ovviamente in grado di offrirla ai veneziani, perché troppo spesso la gestione dei flussi turistici è stata delegata ad altri, perché troppo spesso anche le stesse opere sono state fatte senza la giusta progettazione, e non parlo per progettazione dell'opera in sé, ma di quanto quell'opera avrebbe poi inciso sui flussi stessi, sugli spostamenti. Pensate solo al ponte di Calatrava, lascio ad altri individuare di che sia stata la responsabilità dei costi eccessivi del ponte, ma è sotto gli occhi di tutti che noi siamo di fronte in città a moltissime persone che dicevano cosa serviva quel ponte, e siamo dall'altra parte di fronte a tutta una parte di città oggi completamente in sofferenza, perché quel ponte, ahimè, oggi è strapieno di passaggi, e dico ahimè non perché sia contro a chi va a percorrere quel ponte, ma perché effettivamente una programmazione di come i flussi sarebbero cambiati con la realizzazione del quarto ponte, beh, forse qualcuno avrebbe dovuto farla prima di fare il ponte e non dopo di averlo fatto, e oggi ci troviamo a dover fare gli interventi tampone, la riqualificazione. Ah sì, certo, no, ma assolutamente sì, però noi non è che possiamo pensare di costruire le grandi opere avendo sempre qualcuno a favore e qualcuno contro solo per l'interesse diretto di quella zona. E allora credo che su questo sia l'elemento sul quale noi dobbiamo oggi trovarci a riflettere sulle grandi opere che sono state realizzate o che sono in fase di completamento, penso in questo senso al Mose, no? Magari anche a qualcos'altro, la Cittadella della Giustizia, per citarne solo due che sono passate ai muri delle cronache in tutti questi anni. Dobbiamo trovare il modo di capire come queste grandi opere si integrano sul nostro territorio, fanno in modo che ci sia una sinergia vera fra quello che è il tessuto della nostra città e le grandi opere,
e anche rispetto alle opere nuove che abbiamo in mente. Io credo che dobbiamo riuscire ad avere 3 elementi che ci permettono di dire se una grande opera è il caso di farla o meno. Io credo che una grande opera debba essere assolutamente integrata, e l'ho appena detto, all'interno del tessuto del territorio. Non sempre tutte le grandi opere, nemmeno a Venezia, sono state integrate. Credo debba essere assolutamente partecipata, e quando dico che debba essere partecipata intendo dire che è finito il tempo in cui si decidono le cose e si fanno solo perché qualcuno l'ha deciso. Noi oggi il nostro territorio, non lo vogliamo prendere in giro per tutta l'Italia, ha bisogno della partecipazione della comunità, ha bisogno della partecipazione del territorio perché le scelte possano essere condivise e perché le grandi opere si possano fare. Io credo che questo sia un elemento fondamentale sul quale troppe volte forse noi siamo andati avanti per la tangente senza pensare poi di portarci dietro effettivamente anche la comunità, che non è portarsela dietro Tangente? no, scusa, Chiamasi il lapsus freudiano. e credo che su questo sia un elemento fondamentale, sapendo poi, perché non voglio su questo essere frainteso, sapendo poi che qualcuno aspetta la responsabilità delle scelte, e questo è un paese, e ritorno al paese meno male, che non può continuare a pensare che le grandi opere non si fanno solo perché una parte del territorio contrario, perché alla fine qualcuno deve scegliere, alla fine qualcuno la responsabilità deve prendersela, perché altrimenti noi continueremo a vedere le grandi opere realizzate nelle nostre città e nei nostri territori in 30 anni, in 40 anni, invece che in qualche anno, come succede in molte altre parti del mondo. Il terzo elemento per costruire le grandi opere è chiaramente che debbano essere utili. Utili rispetto a quello che il territorio sta vivendo, il tessuto stesso che i flussi stanno vivendo rispetto a quello che è l'approccio alla città stessa che ci diamo. E su questo vengo a quelle che possono essere così le opere simboliche sulle quali un po' stiamo lavorando, e auspico nei prossimi anni anche di portarle a compimento come amministrazione. Parto da quella che forse può essere più significativa per i veneziani, ma che può avere anche uno sviluppo molto importante, come la riqualificazione di Piazzale Roma. Parto da quella per 2 elementi. Il primo perché credo che il sindaco, quando siamo stati eletti e un po' prima anche in campagna elettorale, ha detto: beh, insomma, se un sindaco di una città come Venezia riesce a riqualificare Piazzale Roma, forse è già a buon punto del suo mandato, perché chiaramente per anni e anni Piazzale Roma è stata, diciamo, forse un piazzale di qualsiasi città e non una porta di accesso a Venezia. Su questo noi siamo intervenuti subito pensando che riqualificare Piazzale Roma volesse dire cominciare un progetto più ampio. Non era soltanto dividere i flussi all'interno del piazzale per motivi di sicurezza, per motivi di qualità, per motivi di decenza quasi, significava iniziare da lì per costruire un distretto degli accessi più ampio, un distretto degli accessi che per il ponte di Calatrava da una parte e per il Pipo al Muro dall'altra oggi mette di fatto in connessione l'area del Tronchetto, l'area della Marittima con Piazzale Roma, con la stazione. Bene, riqualificare Piazzale Roma, gli interventi che stiamo facendo li potete ovviamente vedere tutti, credo quotidianamente, e andranno a compimento nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sono interventi che ci permettono di dire anche che noi vogliamo governare quantomeno gli accessi alla città, i flussi di entrata in città. Non è un caso che noi abbiamo spostato l'arrivo di bus turistici al Tronchetto in una Piazzale Roma, non è un caso che attraverso l'intervento fatto, e auspichiamo che con l'arrivo del tram questo possa essere del tutto completato, noi andiamo anche a differenziare i flussi del trasporto pubblico dal trasporto privato e chiaramente dei pedoni. Noi abbiamo l'obiettivo nell'area che vi ho descritto prima di far sì che quella diventi la porta di accesso alla città e che metta in interconnessione tutte quelle aree che sono oggi oggetto di arrivo, chiamiamolo così, da parte dei vari mezzi di trasporto, i treni da una parte, gli autobus, le auto dall'altra, pensando che Piazzale Roma, io ho avuto occasione di dirlo, poi sono stato così anche scherzosamente ripreso da qualche giornalista, che Piazzale Roma per noi dovrebbe diventare il primo campo di Venezia, non l'ultimo parcheggio, l'ultima parte asfaltata di Mestre, senza nulla voler togliere i parcheggi di Mestre, ma la qualità che vogliamo dare a Piazzale Roma è esattamente questa.
far sì che quello sia veramente il biglietto da visita della città. Oggi abbiamo fatto una riqualificazione che abbiamo chiamato provvisoria perché attendiamo che ci sia anche l'arrivo del tram che completerà poi tutta la ricostruzione, e pensando anche che con l'arrivo del tram a Piazzale Roma, che noi immaginiamo ad un livello sopraelevato rispetto alla quota terra, per far sì che poi possa continuare anche verso San Basilio, l'arrivo del tram possa essere veramente la svolta decisiva anche per la riqualificazione e la rivitalizzazione di tante altre aree della città stessa. Pensate quanto potrebbe essere qualificante per l'area stessa delle Zatte, di Santa Marta, di San Basilio, che il tram possa arrivare a San Basilio. Su questo noi siamo in contatto, stiamo lavorando insieme anche all'autorità portuale per capire se la ricerca di finanziatori privati possa portarci oggi a riqualificare completamente Piazzale Roma e a costruire l'arrivo del tram fino a San Basilio, completando in questo caso anche la realizzazione della cittadella con la costruzione del secondo lotto. Voi sapete che noi stiamo ultimando i lavori del primo lotto della cittadella, il secondo lotto previsto dal progetto originale non è oggi finanziato dal governo, non lo era nemmeno prima, e perciò stiamo cercando di avvalerci della partnership fra pubblico e privato per capire se riusciamo a completare un'area importante della città.